Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Il governo regionale ha annunciato un contributo straordinario di 1 milione di euro al comune di Palermo per affrontare l'emergenza rifiuti. L'iniziativa prevede la presentazione di un emendamento alla manovra finanziaria attualmente in corso di approvazione all'ARS. E il presidente Schifani ha fatto sapere anche che l'ospedale civico di Palermo rientra a pieno titolo nel piano di riqualificazione delle strutture sanitarie regionali. Le risorse arriveranno dalla rimodulazione dei fondi del PNRR. Adesso il ponte sullo stretto. Il comitato invece del ponte si scaglia contro il governo nazionale, in particolare sul voto di ieri sul decreto infrastrutture. L'aver posto la fiducia sul voto dimostra la debolezza politica del progetto, si legge nella nota diffusa dal comitato. Disavventura ieri per i passeggeri della nave Aries della compagnia Grandi Navi Veloci, che non è riuscita a partire dal porto di Palermo in direzione Napoli a causa di un guasto all'impianto elettrico. I passeggeri sono rimasti a bordo per tutta la notte. Infine chiudiamo col meteo. Anche domani previsto bel tempo in Sicilia. Un campo di alte pressioni sta infatti abbracciando la regione da diversi giorni, garantendo tempo stabile e assolato su tutto il territorio, temperature in lieve aumento. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.